Antenna selvaggia a Porto Empedocle e zone limitrofe, quanto ieri è stato evidenziato da un gruppo di abitanti empedoclini nei pressi del villaggio Bellavista ed esattamente in via delle Orchidee. Hanno scenato una protesta per un ripetitore telefonico che è in procinto di essere installato nella loro strada e nei pressi di un noto albergo ivi ubicato, come si vede dalle fondazioni già installate. La preoccupazione è che possa essere pericoloso alla salute dei tanti abitanti della zona per via delle onde elettromagnetiche che lo stesso impianto produrrebbe, essendo così vicino alle abitazioni. Si chiede pertanto di sapere se lo stesso potrà essere spostato in zone più periferiche. Siamo qui oggi con una delegazione del villaggio Bellavista. Qui si parla di un impatto ambientale, si parla di distanze tra una villetta e l'altra. La storia di Porto Empedocle ci racconta che di cumuli di elettromagnetismo ne abbiamo già tanti. L'amministrazione comunale è in una fase di stallo già sin dall'inizio. E noi come consiglieri comunali dell'autonomia, Movimento delle Autonomie, assieme al consigliere Todaro e anche con i consiglieri di Città Nuova presenteremo un'importante interrogazione per quanto riguarda l'installazione di queste antenne di telefonia. Tra le altre cose non c'è un regolamento attualmente e se c'è è datato. Quindi stimoliamo ancora una volta l'amministrazione per adeguarsi per queste antenne. Tra le altre cose ci sono già più richieste di installazione di antenne e cerchiamo di porre fine a questo business. I consiglieri comunali presenti alla manifestazione, Todaro e Di Manuele, hanno anche chiesto al Comune la presenza di un regolamento per l'installazione e l'uso di impianti per telecomunicazioni nel rispetto del decreto legislativo 259/2003. Come confermato c'è anche dall'ingegnere Salvo Iacono, rappresentante provinciale del movimento Fare Ambiente. Lo stesso ci ha anche comunicato telefonicamente che in varie zone della città a quanto pare altri impianti sarebbero in procinto di essere installati, come Contrada Ciuccafa, nei pressi dell'Hotel De Pini, in zona Punta Grande. Insomma, un vero e proprio accerchiamento di onde elettromagnetiche concentrati nel raggio di pochi chilometri. L'antenna in oggetto è comunque in possesso di regolare autorizzazione, come si evince dal cartello ubicato per conto della società francese Iliad. Non potevamo esimerci, vista la chiamata di alcuni cittadini qui in Contrada Bellavista, di essere presenti oggi. Naturalmente questa è un'importante iniziativa che noi come gruppo consiliare ci appropriamo insieme al gruppo di Città Nuova e quindi cercheremo di evitare questa installazione di queste antenne che non si riesce a capire se sono nocivi oppure no, quindi bisogna innanzitutto cercare di evitare. Come ha detto la consigliera Di Manuele, il nostro compito è quello di poter fare un'interrogazione consiliare, la faremo al più presto, credo già domani mattina, in modo tale da poter stimolare fin da subito l'amministrazione comunale. Ecco, voi avete chiesto all'amministrazione notizie? Sì, l'amministrazione ancora oggi è molto titubante su questa vicenda, tant'è che mesi addietro c'era anche stato un antecedente fatto molto simile, successo in un terreno pubblico, in cui l'amministrazione durante un dibattito in Consiglio Comunale ci aveva anche detto che era tutto a posto e che non veniva installata nessuna cosa. Adesso qui su un terreno privato bisogna vedere cosa succede. Naturalmente noi siamo qui per salvaguardare la tutela dei cittadini e innanzitutto tenere di nuovo alta l'attenzione su questo problema.